Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. La tragedia di Milazzo, vi mostriamo il momento della rottura di un moschettone del parapendio. Si vedono padre e figlia precipitare, l'uomo è morto, la ragazza è ricoverata nella terapia intensiva del Policlinico di Messina. Mi manca la mamma e abusa delle 2 figlie minori. Orrore a Sant'Agata di Militello nel Messinese. Arrestato padre orco. A Caltanissetta nuovi interrogatori per fare luce sulla morte in casa di un anziano di 77 anni. Aveva una vasta ferita alla nuca. So chi ha ucciso mia figlia. La madre di Larimar rifiuta nettamente l'ipotesi del suicidio. È convinta che nella morte della figlia siano coinvolti anche degli adulti. Siracusa, la procura ha disposto l'autopsia sul corpo del clochard trovato senza vita all'ingresso della stazione. Un testimone ha raccontato di averlo visto litigare con un uomo. Catania, coro di no di associazioni e amministrazione comunale alla privatizzazione del porticciolo di Onnina. E poi il calcio, domani al Partenio il big match tra Avellino e Catania. Toscano sempre alle prese con i tanti infortuni. La tragedia del parapendio a Milazzo. C'è un filmato al vaglio dei carabinieri che evidenzia la rottura di un aggancio. La ragazza è ancora ricoverata nella terapia intensiva del Policlinico di Messina. Francesco Triolo. Quel video che era al vaglio degli inquirenti adesso è finito su tutti i social, un video fatto da un testimone pubblicato da Milazzo24.it che immortala gli ultimi istanti del volo col parapendio che mercoledì scorso è costato la vita al 57enne Marcus Florian, esperto istruttore altoatesino in vacanza a Milazzo insieme con la figlia ed alcuni amici. Nel video si vede come uno dei 2 agganci del parapendio che trasportava Marcus Florian e la figlia Martina, quello di sinistra, si rompa facendo precipitare i 2 verso l'area dell'ex discoteca Le Cupole. La situazione sembra perfettamente sotto controllo, ma poi improvvisamente padre e figlia si staccano dalla vela e cadono nel vuoto, prima che il filmato si interrompa. Il breve video è stato acquisito dai carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente agli ordini del capitano Alberto Del Basso, seguendo le disposizioni della Procura di Barcellona, e dovranno accertare se si sia spezzata la corda o se si è trattato della rottura di un moschettone. L'uomo è morto a distanza di alcune ore all'ospedale di Milazzo mentre i medici lo stavano sottoponendo ad un esame diagnostico, un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. La figlia Martina Florian invece si trova ancora in terapia intensiva al Policlinico di Messina. A preoccupare i sanitari le numerose fratture esposte, un grave trauma all'addome e soprattutto un serio problema al piede destro che ha impattato in maniera violenta con una parte dell'impalcatura metallica della struttura abbandonata. Arrestato dai carabinieri di Sant'Agata di Militello un uomo con l'accusa di atti sessuali su figlie minorenni. Adelaide Barbagallo. A denunciarlo appena un mese fa i carabinieri di Sant'Agata di Militello è stata la sua ex convivente. Sono subito scattate le indagini e i provvedimenti. Ancora una volta l'orco si trovava in casa. Arrestato e sottoposto ai domiciliari un uomo già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di violenza aggravata su minori. L'attività investigativa, sviluppata attraverso intercettazioni ed altri accertamenti, ha permesso di documentare le presunte condotte illecite da parte dell'indagato che in tempi diversi, a partire dal 2021, avrebbe compiuto azioni con l'intento di costringere le proprie figlie a subire atti sessuali. Dalle indagini è emerso che l'uomo, per obbligare le figlie ad assecondare le sue richieste a sfondo sessuale, avrebbe tentato di circuirle lamentandosi che gli mancava la compagna, nonché madre delle vittime, il tutto mentre palpeggiava le loro parti intime. I gravi indizi di colpevolezza emersi dall'attività investigativa dai militari dell'Arma sono stati concordati dal GIP del Tribunale di Patti che ha emesso il provvedimento cautelare. A Caltanissetta continuano gli interrogatori della squadra mobile per far luce sulla morte di un anziano di 77 anni trovato in una pozza di sangue ieri nella sua abitazione con una vasta ferita alla nuca. Il servizio di Rita Cinardi.
La vasta ferita alla nuca di Ignazio Polizzi, l'uomo di 77 anni trovato ieri morto nella sua abitazione di Via Lunetta a Caltanissetta, non convince gli investigatori che stanno tentando di fare luce su un decesso dai contorni poco chiari, così come non convincono le dichiarazioni del fratello, poco più giovane di lui, che al momento dell'accaduto si trovava in casa e avrebbe fornito risposte contrastanti. Un contesto umile, quello in cui vivevano i due fratelli che condividevano l'appartamento con un'altra sorella allettata in stato di coma vegetativo e una zia molto anziana. La vittima viene descritta dai vicini come una persona molto gentile che aiutava anche una famiglia di immigrati quando aveva problemi con le riserve idriche o in caso di altre necessità quotidiane. Il fratello invece, sempre secondo quanto raccontato dai vicini di casa, si limitava solo a salutare. Intanto la squadra mobile di Caltanissetta sta continuando ad interrogare familiari e vicini di casa. Tutti si starebbero mostrando abbastanza collaborativi. La salma di Ignazio Polizzi si trova all'obitorio dell'ospedale Sant'Elia e nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. L'esame potrà fornire ulteriori risposte su quanto accaduto ieri mattina alle 5, quando le urla provenienti dal civico 68 di Via Lunetta hanno risvegliato l'intero vicinato. Rifiutano nettamente l'ipotesi del suicidio i familiari di Larimar e continuano a chiedere collaborazione a chi ha visto o sa qualcosa. La madre della ragazza trovata impiccata a Piazza Armerina è convinta che coinvolti nella morte della figlia ci siano anche adulti. Vediamo. Parlano di reticenza, omertà. Sono tanti i dubbi adombrati dalla famiglia di Larimar. In questa cosa c'entrano anche gli adulti, dice la mamma della ragazza di 15 anni trovata impiccata a Piazza Armerina. La donna continua a lanciare il suo appello. Chissà, parli. I familiari della giovane si dicono certi Larimar non si è uccisa. La madre punta il dito sulla scuola. C'è una rete di complici, tutti stanno coprendo e nessuno a me ha detto nulla. Se qualcuno, il preside, il bidello, un docente mi avesse detto che mia figlia era stata minacciata di morte, io non l'avrei lasciata sola. La scuola ha tanta colpa nella morte di mia figlia. La donna sostiene di avere dei sospetti. Abbiamo fatto nomi e cognomi a chi indaga, dice. Ma la loro legale, Milena Ruffini, è più cauta. La madre si è fatta delle ipotesi anche sui possibili autori, ma sono solo sospetti, spiega. Tenuto conto che non siamo in grado di escludere nessuna ipotesi, neppure quella del suicidio. Al vaglio degli inquirenti gli 8 cellulari sequestrati ad alcuni compagni di scuola di Larimar. Secondo quanto finora stabilito dall'autopsia, la quindicenne aveva i segni delle corde, poi slacciate dalla madre della giovane nel tentativo di soccorrerla, collo, addome e piedi legati con una fune dell'altalena. La ragazza aveva però le mani libere, l'osso cervicale non era spezzato e le scarpe erano pulite, nonostante l'albero si trovi in mezzo al terreno agricolo. Elementi che alimentano il giallo sul caso e fanno definire agli inquirenti anomale le modalità del suicidio. A Siracusa è giallo sul clochard trovato morto ieri mattina davanti alla stazione centrale. Si pensava ad un decesso per cause naturali, ma un testimone parla di aggressione. La procura ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia. Francesca Loi. Il giorno dopo alla stazione centrale di Siracusa è come se non fosse accaduto nulla. Qui ieri è stato trovato morto un clochard siracusano di 61 anni. Inizialmente si pensava ad una morte per cause naturali, ma adesso pare stia facendo strada la pista dell'omicidio. È stato trovato un clochard siracusano morto, pare sia stato ucciso. Lei lo vedeva qui? Da qualche giorno era là, posizionato nella panca che c'è all'ingresso della stazione, ma una persona calma, altro non dovrei dire. Ma era solo? C'era qualcuno con lui? Erano due che dormivano là la notte. Dagli investigatori bocche serrate, ma secondo una testimonianza rilasciata da un altro senza tetto al quotidiano La Sicilia, l'uomo sarebbe stato picchiato. Loro dormivano qui. Lei fa il tassista, qui la sera com'è la situazione? Qua è tranquilla la sera, è capitato questa cosa e purtroppo sono cose che capitano nella vita, ma niente di che. Quindi non ci sono aggressioni o persone un po' poco raccomandabili? Assolutamente no, qua è un mortorio la sera.
Tutto sarebbe accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Il presunto aggressore avrebbe colpito entrambi i clochard, scagliandosi soprattutto sul 61enne, che sarebbe finito in ospedale per poi tornare qui. Calci e pugni, la richiesta di un cellulare scomparso, poi la fuga. Ma tutto questo secondo il testimone, che adesso dovrebbe aver lasciato la stazione e forse anche la città. E questo caso sembra colorarsi sempre più di giallo. La procura intanto ha aperto un'inchiesta. Omicidio o morte naturale? L'autopsia darà la risposta. Si solleva un no collettivo di associazioni e amministrazione comunale alla privatizzazione del porticciolo di Onnina a Catania. Chiesta alla Regione la revoca dell'ampliamento della concessione assegnata alla società Tortuga. Giusy Lazzara. Sembra che sul porticciolo di Onnina a Catania per una volta amministrazione e associazioni civiche si trovino d'accordo. Il no alla privatizzazione e soprattutto all'ampliamento della concessione per altri 2000 metri quadrati alla società La Tortuga è bipartisan. Da un lato la mobilitazione di Arci, Argo, Legambiente e Città Insieme, solo per citare alcune delle 17 associazioni che hanno sollevato la questione in difesa di uno dei tratti di litorale più belli e deturpati della città. Dall'altra questa volta anche l'amministrazione con in testa il sindaco trantino e il presidente del Consiglio Comunale Anastasi. In una lettera alla Regione viene richiesta la revoca della concessione alla Tortuga per garantire il preminente interesse pubblico. Il provvedimento, si legge, è stato rilasciato sulla base di presupposti errati e infondati. Arriva la risposta della Regione. La concessione di Onnina è stata rilasciata legittimamente, ma pronti a revocarla se il Comune presenta formale richiesta con documentazione. La variante demaniale marittima richiesta dalla società La Tortuga per il porticciolo è stata rilasciata anche in seguito alla decisione del TAR di Catania, dice ancora la Regione, non avendo ricevuto formalmente dall'amministrazione comunale una richiesta concorrente. Ma non ci stanno le associazioni. In una città sottratta al suo mare, nonostante vi si affacci, è intollerabile che venga concesso un ulteriore ampliamento della concessione demaniale che insiste sul porticciolo di Onnina, che invece per la sua valenza storica, paesaggistica e culturale avrebbe bisogno di ben altri interventi di riqualificazione. Intanto domani mattina è prevista una manifestazione sul lungomare proprio davanti al porticciolo. Visita ufficiale a Catania per Emanuele Filiberto di Savoia, nuovo capo della dinastia Sabauda, nel suo primo viaggio in Sicilia dopo la scomparsa del padre Vittorio Emanuele. Oggi ha visitato l'istituto comprensivo Pestalozzi, dove ha incontrato il corpo docente e gli studenti delle scuole medie superiori, partecipando ad alcune attività formative. Nel pomeriggio la visita al poliambulatorio Catania Salute e Solidarietà Ollus, beneficiario di una raccolta fondi promossa dalla delegazione Sicilia degli ordini dinastici di Casa Savoia. Code, rallentamenti e cantieri infiniti, nessuna tregua per gli automobilisti che percorrono anche oggi l'autostrada A18 Messina-Catania. Consumatori punta il dito contro il consorzio Autostrade Siciliane. È arrivato il tempo dei risarcimenti. Emanuela Corsi. Lunghe code, rallentamenti, lavori senza fine. L'autostrada A18 continua ad essere l'incubo degli automobilisti costretti a fare ore di fila per percorrere pochi chilometri. La colpa è dei cantieri infiniti che da mesi causano restringimenti in più punti dell'arteria viaria. Come se non bastasse a peggiorare le cose, le forti piogge che hanno flagellato nei giorni scorsi la Sicilia orientale hanno provocato voragini e ammalorato il manto stradale. Il risultato è che da giorni buona parte della carreggiata tra Fiumefreddo e San Gregorio è stata ristretta ad una sola corsia, costringendo così gli utenti a stare per ore in fila nelle ore di punta. Il consorzio è responsabile sotto un duplice aspetto. Innanzitutto perché per i cosiddetti lavori programmati non ha approntato per tempo un'idonea organizzazione che evitasse tutti i disagi che gli automobilisti hanno subito e stanno continuando a subire. Da un secondo punto di vista è responsabile
perché in occasione delle piogge degli ultimi giorni non è stato in grado di approntare degli interventi immediati e risolutivi. Diversi automobilisti segnalano pochi operai o peggio restringimenti senza operai al lavoro. Interruzioni e deviazioni a singhiozzo che vanno avanti da mesi, come le polemiche che ancora non si spengono dopo gli allagamenti avvenuti lungo l'autostrada. L'accumulo di acqua sul manto stradale ha reso pericolosa la circolazione, mettendo a repentaglio l'incolumità dei viaggiatori rimasti in un pantano. Certamente la pazienza dei cittadini è al limite, ma il problema non è questo della pazienza, il problema è che vi sono delle responsabilità ed è giunto il momento di passare ai risarcimenti. In vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, sono diverse le iniziative che si susseguono in Sicilia. Questa mattina a Palermo ha preso il via un progetto per supportare le donne vittime di violenza a rivolgersi al 1522. Marco Gullà. Ha preso il via questa mattina la campagna per la diffusione del messaggio "Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola". Chiama il 1522. Qui siamo in via Alcide De Gasperi a Palermo. Nella pensilina, dipinta di rosso, campeggia il messaggio per tutte le donne vittime di qualsiasi violenza. Un invito a denunciare. È un'iniziativa sicuramente significativa, nasceranno a Palermo, sono già nate con oggi 8 pensilline rosse in tutta la città di Palermo, una per ogni circoscrizione, che ricorderanno il valore delle donne contro ogni forma di violenza. Questa è la prima fase del progetto, perché appunto è la pensillina rossa col 1522 che è fondamentale diffonderlo in tutta la città, che verrà completata poi, dovremmo completarla entro l'8 marzo, con le pannellature della storia delle donne palermitane che sono distinte in ambito civile e sociale. Nel progetto coinvolte scuole, associazioni e anche l'AMAT. La violenza di genere è un tema che va combattuto innanzitutto sul piano culturale, in cui ognuno di noi deve sentire questa come una battaglia di civiltà e non girarsi la faccia ritenendo che la cosa non lo riguardi. Intanto sul tema della violenza di genere, secondo la ricerca, il 39% dice di aver subito violenza con picchi tra le persone che si riconoscono in un genere sessuale, 55%, e le ragazze, 43%. Sono infine diverse le iniziative che si susseguono in vista della giornata di lunedì. A Messina il CIRS lancia una tavola rotonda e un appello agli uomini: combattiamo la violenza di genere. Questa mattina a Trapani invece la scopertura del murale in memoria di tutte le donne vittime di violenza di Giovanna Colomba. Via il piano rifiuti in Sicilia, ieri l'ok della Giunta a 2 termovalorizzatori. Associazione Legambiente sul piede di guerra annunciano ricorsi e proteste. Sentiamo. C'è chi dice no, cantava Vasco Rossi. È proprio il caso di dirlo sul tema dei termovalorizzatori in Sicilia. Da un lato il governo regionale è ormai spedito verso la realizzazione dei 2 impianti, uno a Palermo e uno a Catania, ieri l'ok della Giunta. Dall'altro lato però associazioni, ambientalisti e Legambiente dicono no ai 2 inceneritori. Purtroppo appunto sta scegliendo la direzione sbagliata. Noi proponiamo altri tipi di impianti che invece favoriscono il riciclo, il riutilizzo e il riuso delle materie prime e seconde, e questo è l'obiettivo anche per raggiungere nel più breve tempo possibile appunto gli obiettivi sull'economia circolare e sulla decarbonizzazione del nostro paese e della nostra regione. Ricorsi e non solo. Dalla prossima settimana sono in programma manifestazioni da parte di Legambiente e altre associazioni. Siamo impegnati con una mobilitazione innanzitutto popolare. Proprio il 27 di questo mese alle 10 saremo davanti a Palazzo d'Orleans con un presidio insieme ad altre tante organizzazioni sociali, civili e anche partiti politici, per innanzitutto avviare una campagna di mobilitazione e far gridare appunto il no agli inceneritori e anche alle meghe discariche. Sul tema della differenziata, Palermo continua a far registrare dati negativi, essendo al 15%. Presentati all'ospedale Cannizzaro di Catania i dati relativi all'attività di trapianti in Sicilia, risultati soddisfacenti per la nostra isola che era partita da fanalino di coda in Italia. Eva Spampinato.
100 trapianti di fegato e 10 trapianti di donazioni a cuore fermo. Quest'ultima non è fantamedicina, ma rappresenta una delle eccellenze nella trapiantologia nel nostro paese. Tutti interventi avvenuti in ospedali siciliani. I dati relativi all'attività di trapianti in Sicilia sono stati comunicati oggi durante una conferenza stampa all'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, alla presenza del direttore generale Salvatore Giuffrida, del dirigente generale del Dipartimento di Pianificazione Strategica, dell'assessorata alla salute della regione siciliana Salvatore Iacolino e del dottor Giorgio Battaglia, coordinatore del Centro Regionale Trapianti in Sicilia. La Sicilia è al 6° posto in termini di consenso alla donazione, a riprova di una sensibilità importante che è stata ritrovata con successo, una promozione della qualità della vita che noi abbiamo fatto anche nelle scuole, nelle agenzie educative, ed una rete di assistenza che ha determinato nel 2024 253 trapianti con successo che sono stati eseguiti da team integrati, da professionisti di particolare levatura e competenza. Un grande affiatamento a livello di singole aziende ospedaliere, un coordinamento dell'assessorata attraverso il Centro Regionale dei Trapianti che ha svolto un lavoro davvero egregio. Risultati soddisfacenti per la nostra isola, che era partita da fanalino di coda in Italia, con una rete sanitaria sempre più efficiente. E adesso una pausa, tra poco spazio per lo sport. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio in vista della partita di domani con l'Avellino. Il Catania si è goduto ieri l'affetto del pubblico etneo nell'allenamento a porte aperte, ma deve ancora fare i conti con gli infortuni. Marco Carli. Avellino-Catania non è mai una partita banale per la storia della sfida e delle due squadre. Lo è men che meno adesso, con una situazione in cui entrambe sono in ritardo rispetto alla vetta della classifica. Al di là del valore dell'avversario, Toscano ripete come un mantra cosa serve per andare avanti. Quindi insistere su quell'atteggiamento, su quella concentrazione, quell'intensità di venerdì contro il Trapani. Sappiamo, l'abbiamo studiato bene l'Avellino, quali sono i suoi punti di forza. Hanno anche loro dei punti deboli e noi dobbiamo essere bravi a esaltare i nostri punti di forza e a limitare i loro punti di forza. Dalla vittoria con il Trapani, ma anche dall'allenamento a porte aperte di giovedì, i rossazzurri hanno ricevuto una grande iniezione di fiducia, ma il tecnico deve fare ancora i conti con gli infortuni. Rientra Luperini, ma si sono fermati Guglielmotti, Gega e Montalto. Non stanno in ottime condizioni, quindi probabilmente non saranno della partita, però ho a disposizione tanti calciatori che possono dare il loro contributo, in quello sono sereno e tranquillo perché ho la piena fiducia di tutti. Avellino-Catania sarà trasmessa in diretta in chiaro da Telecolor, 4 ore live, appuntamento a partire dalle 14 con un ampio prepartita, poi la telecronaca e alla fine le interviste ai protagonisti. È stato firmato ieri sera un preliminare per la cessione del Messina, una società di investimenti con base in Lussemburgo. La famiglia Sciotto dovrebbe comunque rimanere con una quota minoritaria. Francesco Triolo. Il Messina potrebbe essere ad un passo dalla cessione. In questo studio notariere del centro, ieri a tarda serata è stato siglato un accordo preliminare di vendita delle quote dalla famiglia Sciotto alla società lussemburghese AAD Invest Group. È il primo passo concreto verso la cessione. Il presidente Pietro Sciotto, accompagnato dai suoi consulenti, ha trovato l'intesa con i rappresentanti della cordata lussemburghese da mesi in trattativa per rilevare il club. Il prossimo step sarà il passaggio ufficiale delle quote che avverrà o dovrebbe avvenire nei prossimi giorni ed è probabile che Sciotto resti comunque in società con una quota di minoranza. La AD Invest Group è una società fiduciaria di un fondo americano e proprietaria di altri club calcistici in Europa, uno dei quali il Deinze, seconda serie belga, fondata nel gennaio del 2024 e rappresentata anche a Messina durante le trattative dal CEO Doudou Cissé, con un capitale sociale di 12.000 euro. Spulciando le notizie che arrivano dagli organi di informazione belgi, si apprende anche che il Deinze non naviga in buone acque, anzi ha già ricevuto una penalizzazione di 3 punti ed un'altra è in procinto di arrivare per stipendi non pagati. A questo si aggiunge che diversi giocatori, non essendo stata rispettata dalla nuova proprietà la scadenza dei pagamenti, hanno deciso di procedere con la risoluzione del contratto. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.